La mia faccia e i vostri occhi. E quanta gente ci sta. Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora c'è da registrare l'ennesima, ormai ho perso il conto, metamorfosi di Giuseppe Sala, detto Beppe, sindaco di Milano, che oggi a Repubblica annuncia, non dico che non potrà interessarmi fare il federatore del centrosinistra, quindi si candida a fare il federatore del centrosinistra, scremato dalla doppia negazione, diciamo, democristiana. Ma al di là di questo annuncio, come dire, che sarà il tema dominante nella bolla, ma non credo che masse di elettorato da oggi rivedranno drasticamente le proprie convinzioni, è interessante appunto l'ennesima metamorfosi di Sala, che sapete ha alle spalle una carriera manageriale di alto livello, tendenzialmente in quota centrodestra, diciamo, dal punto di vista della sponda politica. Fu un grande manager di Expo sotto la giunta Moratti. Poi vince le elezioni a sindaco di Milano, presentandosi come alfiere di una sinistra riformista, moderna, moderata, insomma molto meneghina. Poi amministra, soprattutto nella sua seconda fase, prende una sbandata, una deriva, diciamo, arcobaleno, green, multiculti, totalmente woke, molto ideologica. Ricordiamo la perla delle palme in Piazza Duomo, questo tocco esotico terzomondista in Piazza Duomo, è una cosa piccola ma significativa da un punto di vista dell'immaginario, l'attenzione quasi esclusiva diciamo alla ZTL, al suo zoccolo duro, anche dal punto di vista del consenso, l'ostinato negare un problema della sicurezza ormai plastico in tutte le periferie, non solo milanesi, l'opposizione proprio legale, con tanto di ricorso al TAR, dell'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi, che è in un atto proprio totalmente ideologico da anti-berlusconismo retrò, duro e puro. L'ultima metamorfosi invece è il centrista, torna centrista Beppe Sala. È bellissimo l'intervista che dà Repubblica, perché l'attacco è come dire, quasi ieratico. Beppe Sala pronuncia la frase a mezza voce mentre seduto alla scrivania del suo ufficio a Palazzo Marino, illuminato da un insolito sole di dicembre, legge le notizie, scusate, di agenzia. Mi pare che il campo largo proprio non riesca a funzionare. Ecco, ringraziamo molto questa rivelazione scioccante di Beppe Sala, che seduto al suo ufficio illuminato dal sole di dicembre, dopo profonda meditazione è arrivato a questa conclusione. Ci eravamo modestamente arrivati anche noi qui al bar di Milano Afori senza essere illuminati dal sole, cioè era abbastanza evidente che il campo largo non funzionasse. Grazie comunque dello scoop. E qual è il punto? Il punto è che lui dice, diciamo, serve, proviamo a chiamare le cose col loro nome, perché lui assume questo tono sacerdotale per cui ci rivela delle verità. Serve nell'alleanza di centrosinistra una visione più liberal democratica, che parli a una parte di elettorato che non vuole sentirsi di destra, che è spiazzato da una proposta troppo estrema. So dove veda l'estrema destra Beppe Sala in un fronte di governo che cerca di alleviare la pressione fiscale su cittadini e imprese e di gestire i flussi migratori incontrollati. Se questo è destra estrema, al massimo dal punto di vista di chi vi parla si può accusare il centrodestra di essere stato fin troppo timido su alcune questioni connotanti, no, del suo progetto politico, questione fiscale in primis, ma la destra estrema la vede solo Beppe Sala, ma gli è funzionale per dire sostanzialmente che serve un centro, no? Serve un centro e un federatore di centro per l'alleanza. E infatti quando gli chiede il giornalista di Repubblica direttamente: vuole provarci lei? Non mi sogno neppure di sottrarre tempo a Milano per occuparmi operativamente di tutto ciò. Peccato, perché i milanesi pensavano se sottrasse tempo a Milano forse ci guadagneremmo. E qui la famosa frase: non dico che non potrà interessarmi, ma intanto bisogna cercare i compagni di viaggio. I compagni di viaggio, e qui si vede che gli interessa molto, perché chiude con una stroncatura totale del direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Ruffini, che in questi giorni è emerso, devo dire in modo
modo surreale, c'è il capo del sistema della riscossione come leader del fronte progressista, e Sala lo stronca subito perché è un potenziale concorrente. Ruffini è bravo? È bravissimo. Ruffini è conosciuto? Lo conoscono in pochissimi. È una persona di grandissimo valore, ma pensare che possa avere la forza per fare il leader di quest'area significa volergli male. E invece, come dire, Sala, come diciamo, non ha voluto benissimo ai milanesi, tende a non voler benissimo agli italiani perché si presenta seriamente come il potenziale nuovo federatore del centro-sinistra. Diciamo che il tasso di credibilità del soggetto, visto il percorso assai tortuoso che ho riepilogato, oscilla tra 0 e -1. Grazie a tutti, ma rimanete con noi perché ovviamente imperversa il Bamba di Vittorio Feltri. Tra un manifesto e lo specchio